La Golbet è a soli 2 punti e per il Testaccio le motivazioni sono al massimo, c'è tutta la voglia di andarsi a conquistare quella che sarebbe la 4ª vittoria consecutiva. L'Alitalia ha vinto l'ultima contro il COD 272 ma cerca la continuità, fattore fin qui sconosciuto alla formazione di Bernardo che rende difficile fare pronostici. La certezza è che le due squadre puntano molto sulla fase d'attacco e allora è lecito aspettarsi tanti gol come all'andata. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, la 17ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, benvenuti a Testaccio all'Italia Calcio. Squadre dunque che sono in campo, tutto pronto per l'inizio della sfida. Testaccio maglia nera, attaccherà dalla sinistra a destra dei vostri schermi, all'Italia Calcio invece a rispondere in maglia verde che attaccherà dalla destra alla sinistra. Primo pallone che giocherà il Testaccio e c'è il numero 9 Filippo Mazzesi, si è avvicinato anche Simone Starace, vediamo se andranno direttamente al tiro. Scusatemi, il tiro è dell'Alitalia, sono 3 gli uomini in barriera, respingono bene, quindi primo possesso che rimane comunque all'Alitalia Calcio, che prova subito a far girare da dietro. Andiamo subito anche a leggere la lista dei convocati di Berardo. Cerqua il numero 1 in porta. Poi c'è Ciocchetti 19, Mirko De Francesco con il 20, Michael De Michele 27, Alessandro Del Genio è il numero 18, Cristiano Gimelli numero 33, Giuseppe Mainella con il 17, Andrea Perillo ha il 26, Claudio Piergiovanni il numero 31, Simone Sannibale numero 32, il bomber della squadra Luca Severini ha invece il 22. Questo allora per quanto riguarda la lista dell'Alitalia Calcio. Entriamo un attimo in cronaca per seguire l'azione del Testaccio con Mirante sul pallone. Attenzione perché si libera il tiro, il numero 14 del Testaccio che poi rimane in possesso del pallone, gestito da Simone Starace che scarica subito verso Mirante. Avete già visto insomma alcuni dei giocatori padroni di casa. Qui intanto arriva il pallone al numero 17 Dario Martino, buono il suo cross in mezzo che poi alla fine diventa anche un tiro che però va a finire senza particolari rischi verso le parti di Cerqua. Daniel Neri invece è il portiere del Testaccio, qui chiama e prende il pallone che poi torna da Starace. Colizza ha il numero 15 per il Testaccio, Tiziano Ailamo il numero 3, qui intanto Mazzesi prova a trattenere il pallone, sfrutta il fisico. Mirante ancora ad accentrarsi, vediamo ancora se proverà il tiro, invece prova a favorire lo schema verso il compagno che sta mandando verso l'area di rigore. Approfittiamo un attimo di questa interruzione per continuare con la lista di convocati del Testaccio. Numero 5 Marco Luziatelli, 27 Patrick Mancinelli, 17 Dario Martino, lo abbiamo detto. Poi Simone Mirante lo avete già visto uscire più volte. Qui intanto subito il primo squillo anche dell'Alitalia Calcio, affidato a Mirko De Francesco. E per concludere ci sono Alessio e Simone Starace, Alessio numero 10, Simone Starace numero 8. E così insomma abbiamo concluso anche la lista dei convocati del Testaccio. Testaccio che è ancora in possesso del pallone, prova la sponda Mazzesi, rischia poi l'Alitalia in fase di ripartenza, tiene il pallone in campo De Francesco, prova allora a ripartire sulla fascia l'Alitalia Calcio, poi Del Genio preferisce scaricare indietro. Buono qui il suggerimento, il pallone arriva dalle parti di Ciocchetti che però non riesce ad arpionare e a tentare la conclusione. Simone Starace, Mazzesi perde però questo pallone, prova a ripartire allora l'Alitalia Calcio con Severini che manca l'ultimo controllo.
Testaccio che porta sempre palla con Simone Mirante, cercato sempre davanti Mazzesi che fa sponde, riesce a trattenere il pallone, Mazzesi, tentativo murato e poi arriva la conclusione di Simone Mirante, la tocca probabilmente Marco Cerqua e se la tocca è stato davvero decisivo qui il portiere dell'Alitalia Calcio. Sul rimbalzo poi comunque la palla non è uscita, De Francesco. Ancora il pressing di Mirante a tutto campo. Neri. Lo scarico sulla sinistra, dove c'è il pressing dell'Alitalia Calcio che poi riesce a riconquistare questo pallone. Si muove sempre Severini in avanti, invece arriva la conclusione e arriva una conclusione che appunto gonfia la rete, ma è soltanto l'illusione del gol per l'Alitalia Calcio. Ottimo lo spunto di De Michele. Sempre il numero 8 Starace ad impostare. Tenta poi lo schema con Martino che sbaglia. Poi sempre Starace a cercare di chiudere le linee di passaggio dell'Alitalia. Ed effettivamente le linee poi vengono chiuse, non riesce Luca Severini a conquistarsi questo pallone. Martino a battere la rimessa laterale, lo fa adesso scaricando su Daniel Neri, vediamo se va corto da Starace, così il numero 8 si prende tutto il campo che ha, poi prova a cercare un compagno libero, serve Alessio Starace su cui c'è il fallo da parte dell'Alitalia Calcio. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione, lì dal limite c'è sempre un pericolosissimo Simone Mirante. Vediamo se va lui alla conclusione o andrà Starace. Starace si allontana, rimane comunque lì. Arriva il fischio del direttore di gara, va Simone Starace, il pallone alla fine rimane in area di rigore. Eccola la conclusione e il vantaggio del Testaccio. Dario Martino, è arrivata la punizione, in qualche modo l'Italia è riuscita a respingere, ma poi su questa conclusione del numero 17 non c'è stato nulla da fare. 1-0 per il Testaccio. Otto minuti dunque per il vantaggio dell'Alitalia Calcio, ma l'abbiamo detto, la partita è tutt'altro che chiusa. Mazzesi prova a liberarsi di due giocatori, va alla conclusione, Mazzesi non esce poi di molto. Gimelli è andato a servire lungo, l'Alitalia Calcio poi in qualche modo riesce a rimanere in possesso del pallone, arretra Severini ma perde la sfera, eccolo lo schema e il raddoppio del Testaccio nel giro di un minuto trova il 2-0, la squadra di casa questa volta segna, Simone Mirante, un gol quasi fotocopia a quello dell'1-0, doppio vantaggio del Testaccio. Insomma, lo abbiamo visto in quest'ultimo minuto, il potenziale offensivo del Testaccio Calcio a 8, secondo attacco del campionato dopo quello della Pisana che di gol ne ha segnati 69, c'è appunto quello del Testaccio altrettanto valido. Qui altro calcio di punizione a favore sempre del Testaccio, altra punizione dal limite, fallo conquistato dal numero 10 Alessio Starace. E inevitabilmente rischia ancora l'Italia Calcio quando sul pallone c'è un giocatore con le dati balistiche di Mirante.
Va ancora però Starace, eccola la punizione, questa volta ci mette i pugni, ci mette i guantoni Cerqua e riesce a parare. Poi però la palla rimane lì, il possesso è ancora del Testaccio, Starace deve girarsi per servire un compagno, riesce a servire Alessio Starace, poi l'Italia Calcio riesce a chiudersi bene, si lotta a centrocampo, alla fine questo pallone in qualche modo viene respinto dalla difesa del Testaccio che evita la ripartenza dell'Italia. De Francesco si gira bene, riesce anche a servire il compagno, poi addirittura l'1-2 a cercare proprio il tiro del numero 20 che spara però davvero altissimo. Pallone che esce anche dal campo. Ne arriva subito un altro però a Daniel Neri. Dunque Testaccio che è già ripartito. Provato in avanti il servizio per Mazzesi. Ciocchetti. Il tentativo sulla destra con l'Alitalia che è già in area di rigore. Eccolo la stoppata, il tiro, la risposta di Neri. Provvidenziale il portiere del Testaccio. Mirante recupera questo pallone, prova a liberarsi di due giocatori, riesce a servire bene Starace. Ancora il numero 8 in possesso del pallone, ha spazio per il tiro che però viene respinto, poi ancora altro tiro che finisce fuori dalla porta difesa da Cerqua. È veramente però una partita tutta in fase d'attacco da una parte e dall'altra, continui brividi, e qui Testaccio si è conquistato anche il primo corner della partita. Battuto adesso il colpo di testa di Mazzesi che spara di poco alto. Cerqua subito alla rimessa corta senza perdere tempo, poi un campanile a servire Severini che aggancia bene il pallone solo per un attimo perché poi lo regala a Mirante. C'è sempre Severini però a recuperarlo, c'è il raddoppio poi e qui probabilmente il fallo fischiato su Mirante. Un po' troppa foga, letteralmente spostato l'avversario dal pallone. Eccolo intanto il servizio in avanti, l'Italia ci prova anche con questi servizi da lontano e molto spesso riesce anche a pescare bene. Qui intanto commesso fallo sul numero 5 su Marco Luziatelli e altra punizione dal limite per il Testaccio. Questa è una mattonella particolarmente fortunata per la Stella Azzurra. Abbiamo visto 2 gol anche la settimana scorsa e stavolta c'è Mirante. 9 finora i gol in campionato per Simone Mirante. Si prende tutta la rincorsa possibile. Eccolo il sinistro! Riesce però Cerqua ad abbracciare questo pallone. Dall'altra parte però il pallone arriva direttamente a Neri senza brividi da portiere a portiere. Poi adesso qui addirittura ci ha provato l'estremo difensore del Testaccio ed era un buon suggerimento. Ciocchetti allarga bene sulla sinistra da Del Genio, il cross arriva strozzato, ritorna a Ciocchetti, poi in qualche modo il pallone è di Luca Severini che non riesce a liberare la conclusione, allora deve andare indietro ed eccola la conclusione dell'Italia Calcio. Mirko De Francesco accorcia le distanze per i suoi, è 2-1, bellissimo il gol del numero 20. Siamo a metà del primo tempo e queste due squadre ci stanno davvero regalando un grande spettacolo. Qui viene intercettato il passaggio di Mirante. Simone Starace preferisce scaricare all'indietro, addirittura il lancio lungo, cercato il servizio proprio per Mirante, impreciso ma non di moltissimo. L'idea comunque era buona, meno l'esecuzione. Luca Severini intanto abbassa per far salire con tutto il possibile i suoi. Qui sbagliato il passaggio proprio su Severini. Mazzesi prova a liberarsi di due giocatori, c'è fallo sul numero 9 del Testaccio tra le proteste dei giocatori dell'Italia Calcio.
Da questa posizione probabilmente può andare Simone Mirante con il sinistro. Sul pallone rimane comunque anche Starace. 4 gli uomini messi in barriera da Marco Cerqua. Prende la rincorsa Starace. Va Starace e prende la traversa, vicinissimo al 3-1 il Testaccio. Battuta intanto la rimessa laterale, il pallone è sempre di Severini, glielo ruba però Simone Starace, che poi non serve Mirante ma preferisce andare a sinistra. Arretrato anche Mazzesi in copertura di questo pallone, se lo fa però rubare il numero 9, pronta però la copertura di Starace, che poi decide in rovesciata di andare in avanti un po' alla cieca. Mazzesi però non era riuscito ancora a salire. In fase di impostazione De Francesco, scarica sulla destra, pallone rimane in possesso dell'Italia Calcio, che arriva al cross probabilmente deviato, è corner a favore della squadra di Bernardo. Lo schema a servire il tiro di Severini, il pallone rimane lì, in qualche modo riesce Martino a salvare la conclusione. Qui intanto altro tiro dalla distanza, sempre di Mirko De Francesco, ancora però si fa trovare pronto Daniel Neri. Starace questa volta preferisce andare lungo, poi il pallone in qualche modo rimane lì. C'era Mazzesi che segna il 3-1 del Testaccio ed è triplo vantaggio con il gol anche del numero 9. Ciocchetti allarga da Del Genio, continua a scambiare sulla retroguardia l'Italia Calcio. Del Genio, ancora De Francesco, autore fin qui dell'unico gol dell'Italia Calcio. Vediamo se questa è una buona occasione. C'è l'errore in fase di disimpegno, dall'altra parte Mirante si ferma, preferisce andare a servire Starace, c'è il tacco e poi ancora una volta la conclusione di Filippo Mazzesi, doppietta per lui, micidiale il Testaccio. Anche qui un minuto tra il gol del 3-1 e quello del 4-1. Bellissima comunque la giocata di Simone Starace per quello che sembra essere un Testaccio calciotto questa sera, davvero in grande forma, e per quanto ha creato davanti ha anche concesso poco. Continua ad arretrare Severini per dare manforte ai suoi. All'Italia Calcio che sì, insomma, ha le potenzialità d'attacco per recuperare, ma che deve assolutamente innalzare l'attenzione in fase offensiva, perché il Testaccio, lo avete visto, è questo qui, con 3 passaggi, ha tanta tecnica davanti, riesce ad arrivare in porta. Qui intanto il pallone viene arpionato, c'è un'altra conclusione che però finisce fuori, non di molto. C'era Neri però presente a poter dire di no alla conclusione tentata da Alessandro Del Genio. Arriva anche il primo time out della partita, quando mancano grosso modo 5 minuti alla fine del primo tempo. Rimesso in gioco il pallone da Daniel Neri, che torna in possesso, pressing da parte di Severini, poi il colpo di testa, serve però il Testaccio. Mazzesi prova l'imbucata centrale, ancora Mazzesi al tiro! È davvero in forma questa sera il numero 9, impressionanti le doti balistiche di Filippo Mazzesi, segna la tripletta nel giro di 2 minuti ed è 5-1 per il Testaccio. Severini andrà a provarci dalla distanza, riesce ad appionare la palla alla barriera, che poi porta avanti con Starace, che tenta
la conclusione, sta riuscendo l'impossibile questa sera al Testaccio calcio a 8, non riesce però a centrare la porta qui il numero 8 Simone Starace. De Francesco, arriva lo scarico, il pallone in qualche modo in aria, cercato Alessandro Del Genio, copre bene però la difesa del Testaccio. Il pallone intanto rimane lì, continua a girare l'Alitalia, poi si conquista una rimessa laterale in zona d'attacco. Battuta adesso, non è facile evitare i raddoppi di marcatura da parte dell'Alitalia, pallone poi spiove in area di rigore, nessuno dei verdi riesce ad arrivare alla conclusione che invece si prende adesso Luca Severini, che recupera questo pallone ma non riesce ancora a andare sul pallone. Ancora Severini al volo, ancora però non riesce a prendere il bersaglio grosso. Severini che in caso comunque riuscisse ad iscriversi alla lista dei marcatori potrebbe vincere, diciamo, quella che è una sfida personale. Intanto seguiamo quest'altra conclusione dell'Alitalia Calcio, sfortunata qui, preso il palo, ancora un recupero da parte dell'Alitalia, ancora sul pallone con il suo numero 19, poi qui perde la palla De Francesco, il servizio arriva verso il numero 5, anche lui insacca il pallone in rete, è il 6-1 del Testaccio, arriva anche il gol di Marco Luziatelli, 6-1 Testaccio e siamo ancora nel primo tempo. E certo con un 6-1 nel primo tempo sarà difficile per l'Italia a questo punto riuscire a ribaltare il risultato. L'Italia che comunque è riuscita in più di una partita ad andare oltre le 6 marcature. Ancora lo scambio, il pallone che poi perde Starace, anche se c'è stato un tocco da parte dell'Alitalia Calcio. La rimessa laterale è a favore sempre del Testaccio. Cambio di gioco, l'Arpiona senza problemi, qui Simone Mirante che poi si gira, il servizio per Mazzesi, ancora la sponda a servire il servizio di Mirante, questa volta il tocco era un po' impreciso, poi addirittura il rinvio da parte della difesa dell'Alitalia Calcio diventa una conclusione che arriva in porta e che Neri preferisce andare a recuperare con le mani piuttosto che stoppare con i piedi. Buono qui lo sprint sempre di Starace che rimane sul pallone, il servizio, il tiro al volo, ancora rischi per l'Alitalia Calcio qui con il guantone, però Marco Cerqua riesce ad annegare il 7° gol del Testaccio calcio 8. Tutto pronto per la battuta del corner spioventa ad uscire, lo riesce a prendere l'Alitalia Calcio che poi prova a distendersi in contropiede che poi si concretizza, c'è Del Genio su questo pallone, arriva adesso il cross in area di rigore, però c'erano solo giocatori in maglia nera, la palla dunque viene messa fuori. De Francesco prova a liberarsi della marcatura di Starace, poi deve accontentarsi della rimessa laterale, la batte adesso lunga verso l'area di rigore, il pallone arriva in qualche modo comunque nel rettangolo piccolo. Gimelli, pallone torna direttamente a Marco Cerqua, Ciocchetti, Severini, scarico sulla destra, tentato il cambio di gioco, De Francesco prende questo pallone, su di lui c'è Mirante, va in 1 contro 1, poi preferisce scaricare da Severini che tenta la conclusione. La porta comunque la pizzica, c'è stata anche una deviazione, scusatemi, non c'è stata deviazione, dunque ha già rimesso il pallone in gioco il Testaccio, mi sembrava di non averla vista, è stata chiamata probabilmente anche da un altro campo qui del circolo Stella Azzurra. Mazzesi
si gira e serve Simone Starace, ottimo il suo suggerimento sulla sinistra, poi il Testaccio preferisce indietreggiare, magari far scorrere questi ultimi istanti prima della fine del primo tempo. Simone Starace, eccola la palla scodellata verso l'area di rigore, viene respinta fuori, però c'è sempre il numero 8 su questo pallone, scambia poi con Mazzesi, ancora pallone scodellato in area, messo a terra, adesso Severini, il pressing a tutto campo del Testaccio con Mazzesi, riesce a recuperare il pallone, la squadra di casa deve arrivare però il cross verso l'area, ci arriva adesso a tu per tu col portiere, presente Cerqua, poi l'altra conclusione di Filippo Mazzesi, una partita straordinaria quella del numero 9, un altro gol per Filippo Mazzesi ed è il 7-1 del Testaccio. Piede particolarmente caldo questa sera quello del numero 9 del Testaccio. Subito dopo intanto la rimessa in campo del pallone, c'è il fischio arbitrale della fine del primo tempo, un Testaccio predominante, arrembante, grandissimo in attacco e quest'oggi anche buono in difesa, anzi anche se forse non c'è proprio stato il tempo di difendere per una prestazione votata tutta davanti. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Testaccio Calcio 8 e dall'Italia Calcio. L'Italia sotto di 7-1, segnate, se riesco a ricordarmele tutte, dal numero 14 da Simone Mirante. Il gol poi c'è stato anche per Marco Luziatelli. Intanto andiamo subito a seguire Mirante, ci prova dalla distanza e spara altissimo. Vi dicevo delle 7 marcature, è andato a segno Mirante, è andato a segno Martino, è andato a segno anche il numero 5 Luziatelli. Poi ci sono 4 gol di un certo Filippo Mazzesi, questa sera particolarmente in serata, gli riesce tutto da ogni dove, davvero straordinaria la prestazione del numero 9 del Testaccio. Dall'altra parte invece il gol fin qui solo della bandiera è stato di Mirko De Francesco. Le potenzialità comunque, se non altro per accorciare questi 6 gol di differenza nell'Italia Calcio ci sono, anche se abbiamo visto un Severino che mano a mano che il Testaccio continuava a segnare nel primo tempo si è un po' demoralizzato. Straordinario anche qui il numero 8 Simone Starace. Scarica indietro da un altro giocatore che è andato in gol, Luziatelli. Starace si gira, perde questa volta il pallone, arriva la conclusione e ancora una volta però il Testaccio spara fuori e si conquista un calcio d'angolo. De Francesco va anche lui alla conclusione, il numero 20 ci riprova dalla distanza, c'era riuscito nel primo tempo a centrare la porta di Daniel Neri, anche se poi va detto che il Testaccio ha subito successivamente quasi niente. Alessio Starace, fallo sul numero 10. Mancinelli va verso l'area, la batte Simone Starace, c'è il colpo di testa, prova poi a riprenderla Mancinelli, poi addirittura ci prova da lontano il numero 5 Marco Luziatelli che insomma voleva più che altro tentare di evitare la ripartenza dell'Italia. Alla fine spara il pallone fuori dal campo. Simone Starace ancora deve provare a salire il Testaccio. Buono lo scambio di Mancinelli, particolarmente accelerato il ritmo della partita in questo momento. Severini scarica sulla sinistra ma sbaglia il tocco, si distende allora il Testaccio. Mirante si avvicina minaccioso verso l'area di rigore, poi arretra, prova a servire Mancinelli, lo fa adesso, duello con l'altro numero 27. Mancinelli alla fine perde il pallone e allora l'Italia torna e prova a far girare e a distendersi in contropiede, portato avanti da De Francesco. Mancinelli a recuperare la palla, Starace prova il tocco
la sponda sulla destra, trova la rimessa laterale, ancora Patrick Mancinelli, prova a prendersi un po' di spazio, poi va da Starace che fa girare verso Alamo. Mancinelli, l'1-2, ancora sul possesso di palla il numero 27, poi scarica da Alaimo. Martino qui perde il possesso, regala la rimessa agli avversari. Intanto l'Italia Calcio si conquista un corner. Arriva la battuta, cercato Severini che va addirittura in porta. Riesce Simone Starace a respingere. Poi c'è stato un altro tocco, ci sarà un altro corner a favore dell'Italia. Scambio su chi dovrà batterlo. Arriva adesso la battuta, ancora il tiro di Severini. Viene sempre liberato il numero 22. Che adesso è in possesso di questo pallone, poi si gira, se l'ha trascinata da solo fuori dal campo. Alaimo intanto va a servire indietro, pallone che arriva in qualche modo avanti, cercato Alessio Starace, pallone che riceve il numero 8, Simone Starace, ancora numero 8 sul pallone, si libera. Starace tenta lo schema verso Alamo che va al tiro e rischia ancora qui il testaccio. Ottima la conclusione anche del numero 3. De Francesco tenta di trovare un varco e attenta però alla disposizione in campo del testaccio che va subito al recupero del pallone con Ailamo che scarica da Mancinelli. Luziatelli tenta la conclusione dalla distanza, il numero 5. Altra conclusione dalla distanza, qui sono brividi invece per la difesa del testaccio, ci prova ovviamente anche da fuori aria l'Italia Calcio, non prende però il bersaglio grosso. Qui anche un po' lezioso il testaccio che in ogni caso poi riesce efficacemente ad arrivare in area, pallone un po' troppo lungo per Simone Starace che riandrà nuovamente al cross, c'è il velo di Mancinelli, Ailamo sul pallone, arriva a scaricare la conclusione di Mancinelli a tu per tu con Cerqua che però riesce a respingere. Dall'altra parte ci prova l'Italia Calcio, la conclusione ed eccolo il secondo gol dell'Italia Calcio. Michael De Michele, il numero 27, riesce a raddoppiare per l'Italia, contropiede ottimo qui dell'Italia ed è 7-2. Starace controlla indietro per il testaccio comunque di cui abbiamo assaporato la filosofia in questo primo tempo, prenderne 2 non è particolarmente grave. Qui intanto però De Michele si conferma ancora, anche se probabilmente non ottiene quello che avrebbe voluto, il calcio d'angolo. Effettivamente è così, Neri va sul pallone, arriva la respinta lunga con le mani, c'è un fallo qui fischiato sull'arbitro a favore di Patrick Mancinelli. Mirante preferisce giocare piuttosto che concludere, ancora il numero 14 sul pallone, scambia con Starace, poi va ad allargare da Tiziano Ailamo. Starace sempre con il numero 3. Non va al cross, preferisce allargare dall'altra parte dove c'è sempre Simone Mirante. Qui un po' impreciso il tocco, Severini allora prova a far distendere i suoi, non c'è particolare intesa
arriva l'errore, il possesso riconquistato da Mirante che si muove ai limiti dell'area, pallone che viene messo fuori, rimessa a favore dell'Alitalia Calcio. Ancora però pronto il Testaccio in copertura. C'è stato un fallo però visto dall'arbitro, dunque il calcio di punizione a favore dell'Alitalia Calcio. Eccolo il calcio di punizione cercata, la conclusione di De Francesco murata dai giocatori in maglia nera. Mirko De Francesco va alla rimessa lunga con le mani, il colpo di testa ad uscire, il pallone rimane lì in qualche modo, poi strozzato, arriva a Neri. C'è stato il retropassaggio fischiato dal direttore di gara, non poteva andare Neri a raccogliere il pallone con le mani. Dunque la punizione a favore dell'Alitalia Calcio. Severini va a concludere, poi c'è la respinta della barriera e De Francesco che non riesce ad andare in gol. Recupera palla De Francesco, recupera palla però anche la difesa del Testaccio. Subito in avanti a cercare Mazzesi, rientrato in campo il numero 9. Si è sentita la sua mancanza, questo secondo tempo il Testaccio non ha ancora segnato dopo i 7 gol ed eccolo qui subito l'intervento di Mazzesi. Vi dicevo, un giocatore fondamentale questa sera, il numero 9 del Testaccio, che subito aveva liberato la conclusione di Patrick Mancinelli. Mannaggia la puttana. Restituito il pallone all'Alitalia Calcio. C'è sempre Mazzesi in pressing, cercato il servizio verso De Michele, il pallone invece arriva a De Francesco, che poi però lo perde. C'è il recupero però, Mancinelli in pressing, il pallone arriva a cerca Ailamo, Neri, ancora Ailamo, va Severini, numero 3, riesce a conquistare una rimessa laterale. Tutto in pressing ovviamente il Testaccio.
Scodellata la palla verso Mazzesi, fallo commesso sul numero 9 del Testaccio. Lo batte Starace, Mancinelli, allarga sulla destra, Mirante, velo a favorire l'uscita di Daniel Neri. Neri che poi sbaglia, era pronta l'Italia Calcio ad andare alla conclusione con il capitano, con Luca Severini. Qui Mazzesi perde un pallone ed è una delle notizie della serata. Cerqua, De Michele, poi Simone Starace conquista palla ma fallosamente. Già battuto il calcio di punizione a favorire De Francesco. De Francesco arriva alla conclusione, il fischio arbitrale è a favore dell'Italia Calcio, irregolarità commessa sul numero 20. All'Italia Calcio intanto vediamo una notizia, scusatemi, non sull'Italia, sul Testaccio. Con i 7 gol segnati questa sera sale a quota 69 e dunque diventa il miglior attacco del campionato, alla pari con quello della Pisana Calcio 8, che ne aveva già però segnati 69 prima del turno di questa sera, del 17° turno. Difficile poi insomma che la Pisana questa sera non abbia segnato. Comunque insomma il Testaccio ne ha fatti 7 in un colpo solo. Qui intanto però deve preoccuparsi di respingere il calcio di punizione che va a battere Severini. C'è la deviazione della barriera che risulta decisiva, è il 7-3 dell'Italia Calcio. Sfortunato qui il Testaccio, la conclusione poi non era arrivata troppo forte verso la porta, l'ha comunque gonfiata la rete ed è 7-3. Mazzesi con il tacco a servire Starace, poi Mancinelli, ancora il numero 8 sul pallone, preferisce scaricare all'indietro. Arriva il lancio lungo, non c'è nessuno, la chiama Cerqua. 4 le lunghezze, prova ancora ovviamente a crederci la squadra di mister Bernardo. Difficile però quando Mazzesi si avventa sul pallone. Fischio arrivato da un altro campo, questo invece è un fischio arrivato sul nostro ed è il fallo a favore dell'Italia Calcio. Mazzesi, ancora sul pallone il numero 9, altro fallo. Il calcio di punizione a favore del Testaccio, già battuto. Starace verso Mazzesi, arriva la sponda, la conclusione di Mancinelli, risponde però Cerqua. Dall'altra parte arriva lo scatto verso del numero 27 di Michael De Michele, è stato messo a terra irregolarmente. Arriva anche il cartellino giallo, c'era la ripartenza del numero 27, calcio di punizione dunque per l'Italia Calcio dopo che Michael De Michele è stato messo a terra. Questa intanto poteva essere la sfida tra chi vedete adesso pronto a battere la punizione, Luca Severini, 17 gol per lui in stagione, capocannoniere dell'Italia Calcio, e Ivan Giuliani, anche lui 17 gol, capocannoniere del Testaccio, che questa sera però è squalificato. Severini dunque può superarlo, basta un solo gol per il numero 22. Eccolo Severini allora sul pallone, 3 gli uomini in barriera per il Testaccio. Arriva il fischio dell'arbitro, il destro di Severini. Aveva preso un buon giro, non riesce però a prendere la porta, la conclusione del numero 22
pressing intanto dell'Alitalia Calcio, ancora altro pallone impreciso verso Mazzesi che si arrabbia, probabilmente non si accontenta del poker. Si gira De Michele, va in avanti da Severini, la sponda, ancora il numero 27 sul pallone, Severini scarica indietro, suggerimento in avanti, chiama il pallone Daniel Neri e abbraccia la sfera l'estremo difensore del Testaccio. Pallone arretrato, sale Tiziano Ailamo, scambia con Mancinelli che perde il duello con l'altro numero 27 De Michele, che poi chiama il pallone dall'altra parte, ci arriva adesso con un colpo di testa, poi riesce anche a mettere palla a terra, si gira su di lui, inefficace il pressing di Ailamo. De Michele, il migliore fin qui dell'Alitalia Calcio. Ancora l'Italia che però fatica a trovare spazi, ci prova capitano Severini, arriva alla conclusione, scusatemi, arriva al servizio, poi c'è la conclusione in acrobazia dall'altra parte, inefficace però, nessun problema per Daniel Neri. Starace, ancora Daniel Neri, costruisce sempre da dietro il Testaccio, Starace si gira in due su di lui, riesce a scaricare bene anche il servizio, impreciso il tocco però di Alessio Starace, in due tocchi allora arriva in area di rigore l'Alitalia Calcio, preferisce mettere in calcio d'angolo la difesa del Testaccio, calcio d'angolo già battuto, De Francesco sul pallone, lo perde, prova allora a riscattarsi dall'azione precedente Starace che porta palla, Alessio ovviamente il numero 10, arriva il servizio, tenta di servire Colizza senza trovare però il numero 15 che era lì davanti alla porta. Poi fallo in attacco, dunque riparte l'Alitalia Calcio. Il primo servizio viene murato, sempre giocatori in maglia verde in possesso del pallone, ci prova Severini, ancora una volta respinto il pallone, poi De Michele si gira su di lui, il pressing di Starace che riesce a conquistare il pallone, va Starace, arriva anche alla conclusione il numero 8 del Testaccio, esce di pochissimo, ammirevole lo sforzo del numero 8 che ha portato contropiede da solo e è arrivato anche alla conclusione. Intercettato qui questo pallone sporcato, arriva comunque in area di rigore, c'è poi una deviazione sul tiro di Del Genio, per fortuna di Neri che poteva essere preso in controtempo, la deviazione è risultata decisiva ma per mandare il pallone fuori dalla porta, battuto già il calcio d'angolo sempre corto, c'è De Francesco su questo pallone, cerca di servire De Michele, non riesce però neanche il Testaccio a ripartire in contropiede quando ormai manca pochissimo alla fine della partita, ci prova dalla distanza Severini, non trattiene Neri, nessuno però era pronto a andare a punire il portiere del Testaccio, dall'altra parte Mancinelli a tu per tu col portiere Mancinelli, se la fa parare da Cerqua. Tante azioni in questo finale di partita, come però in quasi tutti i 50 minuti giocati qui alla Stella Azzurra tra Testaccio Calciotto e l'Italia Calcio, partita bellissima, specialmente ovviamente poi per i sostenitori del Testaccio. All'Italia che ha pagato specialmente un'estrema prolificità del primo tempo del Testaccio, 7 gol segnati tutti nei primi 25, ma qui attenzione perché c'è di nuovo Mazzesi sul pallone. Mazzesi, conclusione della distanza, questa volta spara alto il numero 9 del Testaccio. Tutti su azione i 4 gol di Mazzesi questa sera. De Francesco arriva alla conclusione strozzata, arriva senza rischi tra le braccia di Neri,
già ripartito il Testaccio dall'altra parte, velo di Mazzesi, poi sponda di Ailamo, pallone ancora in avanti, non ritorna però Tiziano Ailamo per concludere, poi ruba palla Alessio Starace, si libera di un avversario, Starace, eccolo il gol, lo squillo finale del Testaccio, Alessio Starace, è 8-3 del Testaccio, bellissimo il gol del numero 10, possiamo dire la ciliegina sulla torta questa sera per il Testaccio. Conclusione, dalla distanza dell'Italia Calcio nega questo gol Daniel Neri, che si fa trovare presente Simone Starace, anche il numero 8 non vuole essere da meno, partita grandissima la sua, è anche vero che il numero 10 Alessio Starace ha segnato davvero un gol meraviglioso. Qui ottimo il controllo in difesa di un Testaccio che ormai pare amministrarla senza problemi, anche se la partita insomma non sembra quasi mai essere stata in discussione. Potenziale davvero incredibile davanti, quello del Testaccio calcio a 8, che insomma dopo una partita del genere può candidarsi a fare tanto e soprattutto a cercare insomma di migliorare la sua posizione. Testaccio che comunque un trofeo l'ha già conquistato, la Supercoppa contro il Cotton Club, era la partita che ha inaugurato la stagione allo Sport City. Testaccio che vinse con il gol di Mirante. Qui non c'è tempo perché intanto arriva la conclusione dell'Italia Calcio, l'8-4 dell'Italia Calcio, conclude anche la partita. Squadre dunque che vanno negli spogliatoi, partita che finisce 8-4, una partita davvero bellissima, magistrale ovviamente il Testaccio, da segnalare un super Filippo Mazzesi, autore dei 4 gol, tutta la squadra però questa sera ha davvero convinto. Per l'Italia Calcio c'è ancora quel problema rappresentato dalla discontinuità delle prestazioni, ne vince una, oggi ne perde una.